Non esistono testi senza precedenti, mai, tantomeno esistono all'interno del Magistero della Chiesa Cattolica, in cui la continuità è sempre importante. E tuttavia, se c'è un testo per il quale si può dire che c'è una componente innovativa assoluta, questo era Laudato Si. Questo era Laudato Si per molti motivi, e proverò in questi qualche minuto di intervento a presentarne qualcuno. Intanto è un testo che ha avuto un'efficacia comunicativa senza precedenti. In un linguaggio di qualche decennio fa si direbbe ha bucato lo schermo, come un Papa non ha mai saputo fare, in assoluto. È un testo cioè che ha avuto una audience anche molto differenziata, che non accenna a spegnersi, tra l'altro. E quando dico differenziata, dico che, ad esempio, una rivista scientifica come Nature, delle prestigiose riviste scientifiche internazionali, ha dedicato un numero speciale dell'edizione online sul mutamento climatico alla Laudato Si. Mai successo che il mondo scientifico guardasse con tanta attenzione a un documento ecclesiale. Perché questo? Come mai è accaduto questo dato? Ma io credo che il primo motivo, a volte ci si passa troppo velocemente, invece è importante, è perché è un testo che ha usato una pluralità di linguaggi in modo tale da essere comprensibile e essere interpellante nei confronti di una grande varietà di interlocutori. Tutto il primo capitolo, per esempio, è scritto nel linguaggio delle scienze ambientali e delle scienze economiche, perché il pontefice si appoggia alla Pontificia Accademia delle Scienze, che vuol dire premi Nobel su queste cose, quindi un expertise di qualità, insomma, che lo supportava bene. Ma anche il linguaggio della filosofia, della teologia, della poesia per molti aspetti. Il Cantico delle creature di Francesco è anche poesia, oltre che ricca teologia. Il linguaggio dell'urbanistica c'è dentro, per esempio, il linguaggio dell'educazione e della spiritualità. Ecco, tutta questa varietà di saperi in qualche modo interpellati e convocati per la cura della casa comune. Tornerò fra un momento su questo. Accanto a questa varietà di competenze, interpellata anche una varietà di riferimenti ideali, vorrei dire. Una parola rivolta al mondo protestante, ampie citazioni del patriarca ortodosso Bartolomeo, il patriarca verde come viene definito, riferimenti corposi alla tradizione ebraica, una citazione, altro fatto assolutamente senza precedenti, di un mistico musulmano. Mai accaduto questo in un documento pontificio. E poi un linguaggio che è evocativo anche per la sapienza buddista, volendo, per molti aspetti, così dell'universale connessione. Un testo quindi costruito come testo intenzionalmente dialogico, per parlare a molti, indirizzato del resto ad ogni persona che abita il pianeta, andando addirittura al di là di quel riferimento che più di un cinquantennio fa aveva fatto Papa Giovanni con la Pacem in Terris, parlando ad ogni uomo di buona volontà, che addirittura nemmeno la buona volontà, insomma, siamo tutti imbarcati su questo pianeta e in quanto tali potenziali destinatari della parola di Francesco. Poche battute sui contenuti. Il primo, il senso di urgenza. Questo è un testo scritto in un tempo con un indirizzo. È uscita, lo sapete, alcuni mesi prima della COP21 di Parigi. Era anche una lettera scritta a Parigi, e sono in molti a dire che quel forse non abbastanza, ma certamente parecchio che si è ottenuto a Parigi è in parte, non solo certo, anche frutto della Laudato Si. Quindi un testo che intenzionalmente si colloca come affrontamento di un grande tema come il mutamento climatico e più in generale come un tentativo di ripensare etica, teologia, sapienza morale nell'antropocene, quest'era che ormai viviamo e che davvero con questa parola davvero possiamo qualificare questo tempo. Qual è lo schema, la logica della Laudato Si? La sfida di raccontarla in poche battute. I primi due numeri: contemplare la bellezza della creazione, Laudato Si di Francesco d'Assisi, ascoltare il gemito. Il grido della terra e il grido dei poveri, è stato già citato da Andrea Forestu un momento fa. Ascoltare questo. In questa drammatica esperienza di contrasto nel nostro rapporto con la terra, splendida eppure gemente, si radica appunto un'esperienza di contrasto che si rivolge in chiamata alla responsabilità. Gli esseri umani, tra tutte le creature del pianeta, gli unici dotati di intelligenza, di responsabilità,
di potenza per molti aspetti, si trovano interpellati ad un agire responsabile che, ed è il terzo passaggio logico che vorrei proporvi, terzo passaggio che è quello della cura. Non a caso il sottotitolo dell'enciclica è la cura della casa comune e per molti aspetti si potrebbe leggere l'enciclica come uno sforzo, un impegno di declinare quest'idea di cura in una varietà di aspetti. E quindi c'è un tema tradizionale al pensiero cattolico, la cura della vita per esempio, ma c'è una cura anche per gli ecosistemi, per le specie minacciate. C'è in una parola cura del mondo, un'espressione che ricorre 2 volte nel corpo dell'enciclica, che potrebbe essere una citazione della mia amica Elena Pulcini, filosofa nemmeno cattolica particolarmente, o forse un testo attinto ad altra fonte. Ecco, questa è la logica fondamentale. Con questo abbiamo in tasca il cuore del messaggio di Laudato Si, ma come dice la sapienza ebraica, tutto il resto è commento, vai e studia, cioè una volta capito il nocciolo si tratta di articolare in modo sensato quello che ci viene offerto, e c'è molta articolazione, l'enciclica è lunga, l'avete letta, è lunga ma non è noiosa, si legge con impegno e con passione. Cosa c'è dentro? Ecco, c'è da un lato una cultura, vorrei dire, uno stile di pensiero all'altezza di questa cura della casa comune. E 2 parole guidano questo riferimento. Una potrebbe essere l'idea di una creazione intesa come comunità, di questa tenerezza di Dio che si indirizza ad ogni creatura. E qui ci sarebbe un'ampia riflessione teologica che potrebbe aprirsi, ma il mio corso di teologia della creazione dura 24 ore, ve le risparmio in questa sede evidentemente. L'altra parola importante è ecologia integrale, a dire quest'idea del tutto è connesso, tutto è integrato, tutto ha bisogno di essere pensato in modo sistemico, nel segno della complessità. Non possiamo affrontare soltanto un aspetto lasciandone cadere altri in questo senso. Cultura della casa comune, quindi da un lato, rifare il nostro pensiero, rifare il nostro sguardo sul mondo, ma dall'altro soprattutto attenzione per le pratiche. E qui c'è quest'idea pure già citata di conversione ecologica, che è un'espressione molto potente, ricca di una varietà di dimensioni. Io provo a indicarne alcune, ma ognuna di esse meriterebbe appunto un corso da 24 ore, non è il caso. Da un lato, il riferimento agli stili di vita e alla spiritualità ecologica. Abituarci a incarnare nella nostra esistenza, nella nostra quotidianità di consumatori, di persone che abitano il mondo, la cura della casa comune. Questo può significare un sacco di cose, per esempio, può significare bere da una borraccia piuttosto che una bottiglietta, può significare fare attenzione a cosa mangiamo, può significare fare attenzione a come ci muoviamo e come trasportiamo, e 1000 altre cose. Ne cito 3 soltanto per evocarne una dozzina. Anche Papa Francesco fa un elenco di 10-12 punti e conclude con un e così via, perché evidentemente ognuno dovrà capire qual è la sua strada, l'area su cui deve lavorare del proprio stile di vita. Primo punto. Secondo punto, seconda dimensione, politiche ambientali e dimensione civile, perché gli stili di vita non bastano evidentemente. È chiaro che ognuno di noi è chiamato a rinnovare profondamente i propri comportamenti, ma se questo non si traduce anche in una, come dire, in una pressione, in un'esigenza nei confronti dello spazio pubblico, perché anche là si venga riorientati alla cura della casa comune, questo non è sufficiente evidentemente. Di fronte a problemi così macro come il mutamento climatico, la mia, la sua, la nostra azione è importante, è imprescindibile, ma non è sufficiente se non c'è questo salto di qualità dell'agire della società civile da un lato e della politica direttamente da un lato. E quindi tutto il quinto capitolo diretto a ripensamento delle politiche ambientali sia a livello locale che nazionale che internazionale pure. Di nuovo vedete questa logica del interpellare una varietà di interlocutori. E l'altro punto che in questa sede non potrei certamente dimenticare è l'invito a rinnovare l'economia. Su questo Papa Francesco ha parole anche molto dure, alcuni soggetti del mondo economico si sono sentiti così un pochino sconcertati dall'idea di, come dire, questa economia uccide, dice addirittura Francesco, questa economia uccide. Perché questa economia uccide? Perché è un'economia centrata sullo scarto, ancora purtroppo in tanti dei suoi protagonisti, dove scarto significa, da un lato, Ermete Realacci potrebbe tradurlo in un linguaggio ambientalista molto forte, un uso totalmente inadeguato delle materie che ci vengono offerte dal mondo naturale.
Dall'altro però significa anche un'incapacità di valorizzare le persone, che quindi spesso si trovano marginalizzate rispetto al sistema economico. Pensate in questo momento a cos'è la situazione del mondo giovanile, con percentuali di disoccupazione terrificanti nel nostro paese. Questa è un'economia dello scarto, sfortunatamente, con tutta la complessità della questione che non ho certo tempo di affrontare adesso. Chi fosse interessato vada sul sito www.forumeticacivile.com. Domenica prossima, non questa, la successiva, ci sarà questo terzo forum di etica civile in cui con molti amici ragioneremo su questi insieme di questioni. Il tema delle generazioni, il volume che citava Alessio Magoga, guarda in questo senso. Quindi un'economia dello scarto, il punto di partenza contro cui Papa Francesco duramente critica, per guardare invece, per orientare a un'economia circolare, un'economia dunque della sostenibilità, un'economia del riuso, un'economia del riciclo, un'economia che non soltanto, anzi, a posteriori rivalorizzi gli scarti, diciamo così, ma che si riprogetti in modo tale da minimizzare la necessità la necessità stessa dello scarto. Quindi è vero che c'è una sfida forte per il mondo della produzione. In questo senso io sono molto grato a Confartigianato di aver organizzato un momento come questo, evidentemente, perché è chiaro che riflettere insieme, capire quali possano essere le vie, i percorsi, le prospettive per far fronte a questa sfida interpella tutti. Perché, e vado a concludere, perché il futuro è di tutti e la responsabilità non può che essere di tutti. Non c'è qualcuno che possa dire io faccio un passo indietro, la responsabilità è di tutti. In questo senso è importante attivare una varietà di energie diverse per costruire quei processi condivisi di trasformazione ecologica. A questo chiama l'enciclica di Papa Francesco. Processi che hanno un versante culturale, avranno un versante educativo, avranno un versante sociopolitico, ma non possono fare a meno del contributo determinante della creatività di un mondo imprenditoriale. Ecco, non c'è dubbio su questo. Chi pensa ad un'economia del torniamo alla candela ha già perso la battaglia. L'ecologia non può che farsi con una solida ripresa, ripensamento, riattivazione delle migliori energie imprenditoriali di questo Paese e a livello internazionale. E vorrei concludere con due domande che muovono dalla domanda che Francesco pone circa a metà dell'enciclica. Che mondo intendiamo lasciare ai nostri figli? E vorrei articolarla così. Come vogliamo essere ricordati? Vogliamo essere quella generazione che ha rilanciato la speranza, che ha rilanciato la possibilità dell'esistenza stessa di un futuro abitabile per i nostri figli e per i loro figli? O preferiamo essere ricordati come quella generazione che ha chiuso l'ultima finestra possibile, questi 20, 25, forse 30 anni che abbiamo per il cambiamento, che la speranza dunque l'hanno definitivamente affossata? Grazie.